sindaco leghista di Resana annuncia la sua partecipazione alla fine del Ramadan, l'ira del senatore Stiffoni. Si trovi un altro partito. Buonasera a tutti i telespettatori e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3 Nord-Est. In apertura la festa del Ramadan a Resana. Scoppia infatti una polemica infuocata nella Lega e Bufera. Tra scelte e smentite il clima è sempre più rovente. Vediamo. Due cose sarebbero certe. Alla festa di chiusura del Ramadan a Resana sarà presente anche il sindaco leghista Loris Mazzorato ed alcuni esponenti della sua amministrazione. Ma la Lega insorge, a parlare è il senatore Piergiorgio Stiffoni, che con toni duri ribadisce è un battitore libero, per la prossima volta dovrà trovarsi un'altra alleanza. Insomma, una vera e propria bufera che arriva in un clima già teso per gli ultimi casi di violenza avvenuti a Treviso da parte di un musulmano che picchiava selvaggiamente la compagna italiana perché non rispettava il Ramadan. Ma il primo cittadino di Resana, per nulla preoccupato dalla reazione, dice: sono scelte e ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Io agli inviti dei miei cittadini partecipo. E alla Lega Nord che cosa risponde però? Alla Lega Nord aspetto che mi interpellino chi di competenza, poi vedremo il confronto sereno. Vado a qualunque festa sia invitato, ribadisce il primo cittadino. Poi aggiunge: per me tutti i cittadini di qualsiasi religione siano sono uguali. La passata amministrazione aveva riservato ad esempio nel cimitero cittadino una parte per le sepolture degli islamici. Io l'ho tolta. Io dico no, siamo tutti uguali, siamo tutti rispettosi delle stesse leggi, per cui il cimitero è unico e uguale per tutti. Lo ribadisco, unico e uguale per tutti, non ci sono differenze. A difendere l'opinione del sindaco i suoi cittadini. Ti capiamo qua. E quindi ci deve essere integrazione? Sì. Beh, io sì, sono favorevole. All'integrazione bisogna essere sempre favorevoli, insomma. Vabbè, per me sì. È d'accordo. Una mattina rovente quella di oggi a Resana. Nel pomeriggio arriva un colpo di scena. Il sindaco di Vittorio Veneto, Gian Antonio D'Arè, al telefono ci dice: la Lega cosa pensa? Nulla. Il sindaco Mazzorato ha detto che alla festa non va. E il Ramadan sembra sempre più avvolto nel mistero, in tutti i sensi. E in serata si è appreso della decisione del sindaco Loris Mazzorato di non partecipare al raduno dei musulmani in occasione del Ramadan per non alimentare le polemiche scoppiate nelle ultime ore. In una nota l'amministrazione comunale precisa che lo stesso capannone per la prima volta è stato gestito nel rispetto di tutte le regole con l'applicazione dei canoni dovuti.